Governo, Conte rimette il mandato, incarico affidato a Carlo Cottarelli, il presidente del Veneto Zaia attacca il Quirinale, il nome di Savona pretesto per far saltare il banco. Bufera sul capo dello Stato Mattarella, anche i cittadini critici per la presa di posizione del Presidente della Repubblica, l'editoriale del nostro direttore Luigi Bacialli. Auto ferma in A4 per un tamponamento, un uomo si ferma per soccorrere gli occupanti ma su di loro piomba un furgone, muore una donna. Paura nel pomeriggio a Limena, in fiamme l'impianto fotovoltaico di un'azienda termoidraulica, residenti invitati a stare in casa, in corso l'analisi dell'ARPAF nel pomeriggio, allarme rientrato. Grave incidente questa mattina a Jesolo, coinvolti una moto e un pullman che ha preso fuoco, illesi i passeggeri del bus, in ospedale il motociclista. Il futuro societario del Vicenza Calcio stamane si è chiuso il termine per la consegna delle proposte, l'unica arrivata quella di Renzo Rosso, domani la decisione. Si è concluso con la tradizionale sfilata il raduno nazionale dei Fanti a Vittorio Veneto in 30.000 per il corteo tra le vie della città. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. In primo piano la politica nazionale con l'incarico affidato al capo dello Stato Mattarella, Carlo Cottarelli, l'incarico di formare un governo di tregua dopo lo stop al governo Lega Movimento 5 Stelle. Per il premier incaricato senza fiducia si andrà al voto dopo l'estate, si parla già di una data, quella del 9 settembre, altrimenti dopo la legge di bilancio, quindi nei primi mesi del 2019. Intanto il presidente del Veneto Luca Zaia attacca il Quirinale, il nome di Savona dice è un pretesto per far saltare il banco. Abbiamo capito che andare a votare non serve a nulla, poi c'è qualcuno che decide se vanno bene alcune persone oppure no. È durissimo il presidente del Veneto Luca Zaia sull'epilogo a sorpresa del governo Lega 5 Stelle, le motivazioni del no del capo dello Stato Sergio Mattarella all'incarico di ministro dell'economia Paolo Savona non solo non convincono il governatore ma lo lasciano sbigottito. Non ce l'aspettavamo, è anche ingiustificabile, il Presidente della Repubblica veste un ruolo da Repubblica semipresidenziale o presidenziale, ma vorrei ricordare che siamo in una Repubblica parlamentare, è il Parlamento poi che dà la fiducia e non il Presidente. Il problema non è, dice Zaia, se Giancarlo Giorgetti fosse o meno un'alternativa valida a Savona. Lo scontro tra il Colle da una parte e Salvini e Di Maio dall'altra si è giocato su un livello differente. Il curriculum del professor Savona è un curriculum eccezionale e sono stati chiariti tutti i punti sull'Europa, non abbiamo chiesto, non abbiamo preventivato di uscire dall'euro, abbiamo chiesto un'Europa più equa e un'Europa più forte. Penso che questo non sia la fine del mondo. La verità è che Savona era solo il presupposto per far saltare il banco. Non è stata certo la Lega a volerlo far saltare il banco, dice Zaia. Se qualcuno aveva un piano di riserva, quello era Mattarella. Leggendo le dichiarazioni di Cottarelli nelle ultime settimane si capisce che forse qualche discorso lo stava già facendo con il Quirinale. Prova ne sia che alle 11:30 di questa mattina è stato convocato il Presidente della Repubblica. Gian Antonio Darè, segretario nazionale della Lega, invoca la piazza contro la decisione del Presidente della Repubblica. Quello del PD Veneto, Alessandro Bisato, si dice altrettanto disposto a mobilitare i sostenitori del Colle. Zaia di impeachment non vuole sentir parlare. Noi non ci occupiamo di queste partite, anche perché vorrei ricordare che l'impeachment è ben regolamentato. 15 membri della Corte Costituzionale, 16 scelti tra un gruppo di laici, tra un gruppo di 45 membri, poi ovviamente la relazione e il voto del Parlamento. Noi abbiamo fretta ad andare a votare e vogliamo andare a votare subito. E quanto accaduto in queste ultime ore a Roma è al centro del sondaggio che vi presentiamo questa sera. Vi chiediamo dunque addio al governo Lega Movimento 5 Stelle, Mattarella ha sbagliato. Sì 042216266991, no 0422162690. È sufficiente uno squillo per rispondere a questo sondaggio, poi nel corso del telegiornale ve lo riproporremo e poi al termine vi daremo i risultati provvisori. E adesso un'analisi di quanto accaduto a livello di governo, l'analisi del nostro direttore Luigi Bacialli.
Mettiamoci nei panni di Luigi Di Maio e di Matteo Salvini, che hanno vinto le elezioni, hanno trovato un uomo che potesse formare un nuovo governo. Giuseppe Conte va con la lista dei ministri dal presidente Mattarella e si sente dire di no, perché al capo dello Stato non piace Paolo Savona. È qualcosa di incredibile, perché Mattarella può eccepire sulle persone, può dire quel ministro non mi piace perché ha dei trascorsi poco chiari, perché si è comportato in maniera riprovevole in certe circostanze, perché è un incompetente, ma non può contraddire la linea politica che questo ministro possibile rappresenta, perché è la linea politica che corrisponde al blocco che ha portato a quella scelta. Quindi il Capo dello Stato mette becco proprio nella linea di due partiti che formano il cosiddetto asse populista. Allora è chiaro che Di Maio e Salvini hanno perso le staffe, hanno detto che così non si può andare avanti, hanno invocato lo stato d'accusa del Presidente della Repubblica, ci saranno manifestazioni in piazza nei prossimi giorni, e questa è la logica conseguenza di un atteggiamento delle istituzioni nei confronti del cosiddetto popolo sovrano. È la politica di decenni che ha portato a questa situazione, sono leggi elettorali dove non ci sono mai state le preferenze che hanno calpestato gli elettori, che si trovano sempre inermi di fronte a decisioni prese dall'alto. Questa politica ha schiacciato ancora una volta il popolo, e Cottarelli che cosa potrà fare a questo punto? Il Presidente incaricato di nuovo cercherà di mettere assieme un governo, questa volta formato da tecnici, da tecnocrati, non avrà la fiducia, non ce l'avrà la fiducia, perché deve avere 360 voti e gliene arrivano soltanto 111 del Partito Democratico, perché tutti voteranno contro, e ancora una volta si dimostra che la cosiddetta elite di cui ha parlato Matteo Salvini nello scontro tra popolo, non più destra e sinistra, ma popolo e elite, l'elite, il popolo lo schiaccia sempre, cerca sempre di ridimensionarlo, cerca sempre di tarpargli le ali, e facendo così Mattarella ha tarpato le ali anche all'autonomia, perché un governo come quello di Cottarelli, ammesso che nasca, certamente non potrà andare avanti sulla strada dell'autonomia della regione del Veneto. Quindi il risultato: Cottarelli non avrà la fiducia, si andrà a votare dopo agosto, probabilmente in settembre e in ottobre, e a quel punto il popolo rappresentato da Salvini e da Di Maio e dagli elettori che si sono sentiti ancora una volta turlupinati per decisioni, in questo caso del Presidente della Repubblica, avranno la loro rivincita, perché i populisti otterranno un sacco di voti. Vi ricordo il sondaggio di questa sera, il tema è addio al governo Lega Movimento 5 Stelle, Mattarella ha sbagliato, rispondete a questo quesito, se per voi la risposta è sì fate uno squillo allo 0422 1626 691, se invece la risposta è no lo 0422 1626 690 è il numero da chiamare, vi daremo poi i risultati al termine di questa edizione. Un caos governo che raccoglie lo stupore delle categorie economiche che però dicono all'unisono abbiamo bisogno di stabilità. Un coro unanime si solleva fra le associazioni di categoria. Abbiamo bisogno di stabilità. Lo stupore per quanto sta accadendo a Roma è tanto. Non lo nasconde la presidente di Unindustria Treviso, Maria Cristina Piovesana. Effettivamente nessuno si aspettava questo. Ora noi sapete che i mercati vivono comunque di fiducia e di stabilità, perciò noi riteniamo che oggi sia necessario che da parte del Parlamento legiferi, lavori affinché ci sia una legge elettorale che effettivamente non ci ponga più in una situazione di questo tipo, dove a onor del vero siamo senza governo insomma da circa un'ottantina di giorni. Noi siamo fortunati perché viviamo in un territorio dove le esportazioni vanno molto forte ed hanno trainato l'economia, spiega Vendemiano Sartor, presidente di Confartigianato, ma rimane aperta la partita dei consumi e solo la stabilità può farli ripartire. Bisogna lavorare continuo perché si torni alla normalità. Noi adesso ci preoccupiamo dell'impatto che questa cosa ha necessariamente nei mercati internazionali, perché è chiaro che poi lo spread e i mercati e quant'altro, no? E ciò però nessuno si preoccupa
purtroppo delle conseguenze psicologiche che crea nel comportamento delle persone, perché le persone normali vorrebbero vivere in un paese normale dove queste cose succedono, perché fanno parte della democrazia, le questioni dialettiche politiche, no? Perché altrimenti saremo una dittatura. Però alla fine ci deve essere sempre una visione di bene comune che mi pare in questi ultimi tempi non ci sia. L'economia ha bisogno di un governo, dice il presidente di Confcommercio Renato Salvadori. Mi pare però che si stia creando una divaricazione fra chi giustamente cerca la raccolta del consenso e ci può stare, e chi invece deve preoccuparsi della gestione della qualità di vita di 60 milioni di abitanti che sono gli italiani che stanno all'interno di questo territorio, di questa nazione. Io non so quale sia la soluzione giusta, mi chiedo fino a quando potremmo continuare a giocare con il fuoco come se l'economia potesse reggere all'infinito situazioni che invece hanno bisogno di governo. E quanto sta accadendo a livello di governo e al centro della discussione anche tra i cittadini che si chiedono se Mattarella si è spinto troppo in là, se si può parlare di impeachment, se si andrà ora presto alle urne. Lo abbiamo chiesto proprio ai cittadini, sentite cosa ci hanno risposto. Io sono dell'avviso che ha fatto male, più che altro perché noi non abbiamo nessun potere decisionale su niente. L'Italia ha votato in un certo modo e secondo me andava rispettato quello che è il volere dei cittadini, punto. Secondo me potrebbero trovare un altro ministro. Ha fatto male, certamente. Perché di sì, perché andava bene con quella persona lì. Credo che Mattarella dal suo posto abbia fatto purtroppo la sua mossa, ma non poteva fare altro probabilmente. Ha fatto benissimo. Perché? Semplicemente perché basta valutare cosa dicono e cosa asseriscono in sede europea. Dove ci vogliono portare? 5 Stelle davvero sono poco credibili. Si è rifatto forse a una idea di Savona di uscire dall'euro, di uscire dall'Europa, quando in realtà, almeno così dicono, il programma non prevedeva questo. Adesso addirittura si parla di impeachment. Sì, il minimo che una forza politica seria possa fare. Non so se è il caso di farlo, però se lui ha diritto di bloccare un ministro, ha fatto il suo diritto, credo. L'impeachment mi sembra esagerato. Dopo bisogna valutare se Mattarella, che stimo tra l'altro, ha fatto qualcosa in più. Cioè lui non ha nessun diritto, nessun potere di mettere il veto su qualunque nome gli venga proposto, a meno che non ci siano motivi ovviamente giudiziari. Io lo spero che vince la Lega, lo spero tanto. Quindi si torna alle elezioni, va bene? Certo, per me sì, ma anche adesso. Se si tratta di tornare al voto con questa stessa legge elettorale, il signor Mattarella dovrebbe spiegare perché ha promulgato quella precedente. Lasciamo la politica per aprire la pagina di cronaca, andiamo nel Padovano a Limena dove si sono vissuti attimi di paura nel pomeriggio per l'incendio ad un impianto fotovoltaico di un capannone. Il sindaco ha invitato i cittadini a rimanere chiusi in casa. La colonna di fumo è ben visibile dalla città. Sono passate da poco le 14 quando alla Elbi di Limena, azienda termoidraulica, si sviluppa un vasto incendio che parte dall'impianto fotovoltaico posizionato sul tetto. L'allarme è immediato. In pochi minuti 8 mezzi dei vigili del fuoco giungono sul posto da Padova, Abano, Cittadella e Vicenza. 28 i pompieri al lavoro diretti da un funzionario. Intanto, tra i primi sul posto, anche il sindaco Giuseppe Costa che invita i cittadini a chiudere porte e finestre. L'incendio adesso è sotto controllo, però ha procurato parecchio allarme perché si è creata una densa colonna di fumo e non si sapeva e non si sa questo fumo da cosa era composto. Sembra però che le materie plastiche che sono all'interno del capannone non siano state oggetto di questo incendio. Nel comune entrano in azione la polizia locale e la protezione civile e i tecnici dell'ARPAD. I danni e anche le fiamme si sono limitati all'esterno dell'edificio, ma la preoccupazione è palpabile e si attendono le conferme delle analisi effettuate in queste ore.
E nel tardo pomeriggio è rientrato l'allarme ambientale a Limena. Il sindaco ha revocato l'ordinanza di tenere porte e finestre chiuse. Continua intanto l'opera dei vigili del fuoco che resteranno sul posto per tutta la notte. Secondo i primi risultati, a causare le fiamme potrebbe essere stato un cortocircuito dell'impianto fotovoltaico. Incidente questa mattina a Jesolo, nel Veneziano. È stato necessario l'intervento dell'elisoccorso, un motociclista è rimasto ferito. Vediamo quanto accaduto nel prossimo servizio. Preoccupazione in via La Bassa a Jesolo, dove verso le 8:30 c'è stato un incidente che ha coinvolto un motociclista e un pullman. Sul posto è stato necessario l'intervento dell'elicottero del 118 di Treviso, atterrato nelle vicinanze del punto dove si è verificato lo scontro. A causa dell'incidente, infatti, l'autobus è stato coinvolto da un rogo piuttosto violento che ha completamente distrutto il mezzo. Nessuno tra i passeggeri a bordo avrebbe riportato gravi conseguenze, ma la paura è stata tanta. 3 persone sarebbero state sottoposte ad accertamenti, 2 delle quali al pronto soccorso con un colpo di frusta. Sul posto sono intervenute più squadre dei vigili del fuoco, compresa un'autobotte, mentre i sanitari del 118 si sono occupati di prestare i soccorsi al motociclista ferito, che una volta stabilizzato è stato caricato a bordo dell'elicottero e trasportato all'ospedale di Mestre per ulteriori accertamenti. È in prognosi riservata, probabilmente col bacino fratturato, ma non in pericolo di vita. Nel frattempo le forze dell'ordine hanno messo in sicurezza la zona, deviando per il tempo necessario gli automobilisti in entrata e uscita da Jesolo su itinerari secondari. Via La Bassa è stata interdetta al transito per permettere ai pompieri di spegnere l'incendio e lasciare lo spazio necessario all'elisoccorso di atterrare in sicurezza. Sulla base delle previsioni meteo, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile Regionale ha dichiarato lo stato di attenzione per possibili criticità idrogeologiche fino alla mezzanotte di dopodomani in tutti i bacini idrografici. Il perdurare di una circolazione ciclonica su Spagna, Francia e Mediterraneo occidentale, unita alla presenza di masse d'aria calda e umida sulla regione, determina a tratti instabilità, con precipitazioni da locali a sparse, più probabili sulle zone montane, pedemontane, specie nella giornata di martedì anche sulla pianura interna. I fenomeni saranno più frequenti martedì, in entrambe le giornate non si escludono temporali localmente anche intensi. Adesso ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità, tra poco. Rieccoci in diretta con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. Sono ore decisive per il futuro societario del Vicenza Calcio. Oggi infatti scadeva il termine esattamente a mezzogiorno per la presentazione delle proposte. L'unica arrivata è quella di Renzo Rosso. Domani la decisione. Renzo Rosso, nuovo patron del Vicenza Calcio, ma i vicentini non possono ancora esultare, formalmente non è ancora cosa fatta. Abbiamo in cassaforte una busta contenente questa offerta. La busta è chiusa e al sicuro in cassaforte, anche se a dire il vero in mattinata a depositare la propria offerta di acquisto c'erano solo i legali di Mr. Diesel per conto della OTB, la holding di famiglia. Delle altre cordate nemmeno l'ombra. Dunque, se la matematica non è un'opinione, di fatto nella cassaforte di Giuseppe Limitone, giudice del fallimento, dovrebbe esserci l'offerta di Rosso. Ancora 24 ore di suspense per avere formalmente la conferma che Mr. Diesel è il nuovo proprietario dell'ANE e poi alle 12 di martedì l'apertura della busta con il nome dell'acquirente, ma la giornata sarà lunga. Diversi criteri da verificare, compresa l'entità dell'assegno. Serve 1.470.000 euro, il prezzo di acquisto stabilito dal Tribunale per il Lane, confermatosi in Serie C, valore tale da poter coprire quasi integralmente il passivo dell'esercizio provvisorio, pertanto anche sulla chiusura dello stesso si deciderà dopo l'apertura della busta. Sarà decisivo verificare la rispondenza dell'offerta ai criteri, ai presupposti e alle condizioni. Bando ed offerta che, rimarca il Tribunale, sono state costruite per consentire al mercato di fare proposte, ma con delle regole ben precise da rispettare in modo da far emergere chi era seriamente interessato, come a quanto pare è accaduto portando Renzo Rosso a fare la sua offerta ed allontanando chi invece, come è stato, ha manifestato solo delle dichiarazioni di interesse. L'obiettivo era ovviamente cercare di salvare il titolo della società e non disperdere un patrimonio che
per la città ha assunto nel tempo un grande valore. Intanto nel pomeriggio il Tribunale ha incontrato in maniera informale la squadra, gli allenatori e il curatore fallimentare per un ringraziamento per essere rimasti compatti e aver portato a casa la Serie C, cosa che non era scontata. Una notizia di cronaca: ha tentato di convincere madre e figlia ad uscire dall'auto ferma in terza corsia dopo un tamponamento in A4 a Desenzano nel Veronese, ma sull'auto è piombato un furgone. Il protagonista è un bassanese che aveva appunto cercato di soccorrere le due donne, madre e figlia originarie di Nizza. Purtroppo però il furgone le ha travolte e a perdere la vita è stata una 53enne che era alla guida dell'auto, ferita in modo grave la madre appunto di 86 anni. Adesso a Vittorio Veneto, dove ieri si è conclusa con la tradizionale sfilata il raduno nazionale dei fanti, 30.000 le persone presenti. Ecco qua la banda della Folgore e subito dietro la bandiera di guerra. 34esimo raduno nazionale dei fanti. Nel cuore di Vittorio Veneto hanno sfilato in 30.000, una manifestazione colma di emozioni. Insieme a noi, hanno detto, ci sono 480.000 caduti, un raduno della memoria e del centenario della fine della Grande Guerra. Dal palco il grazie del sindaco Roberto Tonon. E un grande servizio avete reso e rendete voi fanti di ieri e di oggi alla nostra città e al nostro paese. Presenti numerose autorità, il prefetto Laura Lega ed il presidente della regione Luca Zaia e tanti cittadini. Il ricordo dei caduti, il ricordo dei valori come orgoglio, fedeltà e obbedienza, nelle parole del presidente nazionale sodalizio Fanti, Gianni Stucchi. Hanno dedicato la vita, si sono sacrificati perché noi potessimo essere patria una, indivisibile, compiuta e libera. Uomini spesso senza nome, senza una lapide dove potesse essere inciso un ricordo. Non c'è bisogno che noi conosciamo i loro nomi, come dicono. Basterà gridare al vento Fante d'Italia e io dormirò contento. Questo è lo spirito del Fante, questo è lo spirito degli uomini e delle donne di oggi. La sfilata fra l'emozione ed il rispetto di un corpo che tanto fa per il nostro paese. A ricordarlo il comandante delle forze operative Nord, generale di Corpo d'Armata, Paolo Serra. La loro attività che nelle giornate banali diventa il concorso che vedete nelle strade sicure per il sostegno alle forze di polizia, quando sono più specializzati li vedete operare a favore della popolazione in caso di intervento per ordigni e manufatti esplosivi che ancora si ritrovano. Li vedete e li chiamiamo quando poi ci sono i problemi e la calamità naturale. Siamo in chiusura, ma prima di salutarci vediamo insieme con l'aiuto della grafica il risultato del sondaggio che avevamo proposto all'inizio della nostra edizione. Addio al governo Lega Movimento 5 Stelle, Mattarella ha sbagliato. C'è però un problema con la grafica e noi vi invitiamo a continuare a votare, poi nel corso delle prossime edizioni del nostro telegiornale vi daremo i dati aggiornati. Grazie per averci seguito, previsioni del tempo. Ben ritrovati al meteo. Anticiclone Scipione ferito da correnti instabili. Vediamo il dettaglio di martedì 29 maggio. Sul Veneto al mattino qualche temporale sui monti, meglio altrove dove sarà più asciutto e soleggiato. Col passare delle ore acquazzoni in estensione fin verso le pianure e dunque possibili un po' ovunque. Migliorerà entro la nottata. Le temperature minime risulteranno essere comprese tra 17 e 20 gradi, valori massimi oscillanti invece tra 22 e 28 gradi circa.
Non cambia di molto la previsione sul Friuli Venezia Giulia, anche qui sarà instabile un po' ovunque con rovesci e precipitazioni temporalesche su tutti i settori, via via più diffuse nel corso del pomeriggio, ma anche in questo caso migliorerà entro la nottata. Le temperature minime si attesteranno intorno ai 20 gradi, valori massimi compresi invece tra 24 e 28 gradi circa. Diamo uno sguardo infine al Trentino Alto Adige, situazione del tutto simile. Sarà infatti molto instabile, con temporali fin dal mattino e per tutto l'arco della giornata. Fenomeni comunque in cessazione già entro le ore serali. Le temperature minime si attesteranno intorno ai 19 gradi, le massime invece risulteranno essere comprese tra 24 e 27 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci.